Cari ascoltatori, oggi vi porteremo in mezzo alla neve tra i paesaggi suggestivi delle nostre montagne, sempre all'interno della nostra rubrica dedicata agli appuntamenti del Tarvisiano e dintorni. Infatti siamo nella cornice della Val Saisera per parlarvi anche di che cosa significa trovarsi veramente a contatto con la natura, quante opportunità ci può offrire, ma anche come sapersi arrangiare nel caso ci dovessimo perdere, un'eventualità che alla fine poi non è neanche così remota. Ma ne parliamo con Maurizio D'Alessandro, docente tecnico nazionale dell'OXEN, il Centro Sportivo Educativo Nazionale, ente di promozione sportiva, tra l'altro riconosciuto dal CONI, e referente per il Friuli Venezia Giulia della formazione degli istruttori nazionali di sopravvivenza, trekking, nordic walking e orientamento, e anche si occupa poi di consulenze per il team building delle aziende insieme ad Auxilia. Allora Maurizio, benvenuto, è un piacere poter parlare con te di sport invernali, ma anche di quello che significa un po' affrontare la natura. Maurizio, benvenuto. Grazie Barbara e buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per questa opportunità, soprattutto anche per la location per il quale ci troviamo, con una scenografia come questa che fa invidia a tutti, con gli off di Montasio e gli off war che fanno appunto da cornice a questa intervista. Grazie. Beh, una cornice naturale veramente suggestiva, però insomma noi ora qua ci troviamo in un punto bello, panoramico, ma anche abbastanza vicino alla civiltà. Basta fare un po' di passi, una mezz'oretta di passeggiata per essere già in mezzo a un bosco. È qui che bisogna imparare ad orientarsi e a farlo anche senza le nuove tecnologie. Oggi ci siamo un po' troppo abituati. So che tu ti occupi di corsi di questo tipo e anche di corsi che insegnano come costruire un igloo nella neve, anche significa un rifugio, un riparo anche in caso ci si dovesse perdere con temperature rigide. Esatto, sì, mi permetto solo di fare una premessa, no? Questa è la mia base operativa, per cui grazie al sindaco di Malborghetto Valbruna e a tutti i suoi collaboratori usiamo questa location per tutti, diciamo, i neofiti che si avvicinano a questa attività di sopravvivenza, per cui qui vicino abbiamo un'area e quindi, come hai detto tu, riusciamo comunque a gestire in sicurezza anche persone che si avvicinano per la prima volta in condizioni anche, diciamo, un po' limite, come può essere il periodo invernale. Tra l'altro abbiamo anche l'appoggio della fantastica Barbara della trattoria Montasio, per cui dove possiamo lasciare le macchine e comunque avere sempre la possibilità in caso di emergenza di riuscire a districarci alla meglio. E qui iniziamo le nostre attività. Quindi in inverno più o meno rifacciamo le stesse cose, ovviamente aumentate dalla difficoltà data dalla temperatura e dalla presenza della neve. Quindi insegniamo alla gente a fare dei ripari con la neve. In base alla neve possiamo prendere in considerazione certi tipi di riparo come la truna, che è una buca sotto la neve, oppure altri tipi di riparo tipo un igloo con la neve di riporto, oppure imparare a fare anche l'unigloo, che è molto richiesto perché è uno stereotipo molto richiesto soprattutto dalle aziende, vivere questa esperienza dopo averlo costruito chiaramente. Beh, insomma, per fare una piccola parentesi che riguarda anche il team building, diciamo che queste condizioni un po' estreme veramente permettono alle persone di imparare a gestire il gruppo e tutte le dinamiche, a volte anche conflittuali, sottolineate magari da condizioni difficili. Sì, oltre alla preparazione tecnica appunto specifica nel imparare a accendere un fuoco, a fare un riparo, c'è proprio anche dietro un discorso di psicologia dove la gente impara a interagire, a condividere i problemi, a gestirli assieme, a non essere individualisti, come spesso accade purtroppo oggigiorno nelle nostre città, dove quasi quasi neanche ci si saluta, ci si conosce pur abitando nello stesso condominio. Verissimo, nelle città dove siamo un po' abituati ad avere tutti i comfort, però gli sport in mezzo alla natura, le passeggiate, le escursioni oggi sono ancora più alla portata di tutti. Non tutti però sanno veramente come comportarsi in caso di necessità. Perdersi non è così difficile poi. Esatto, siccome appunto queste attività in effetti, come dicevi tu Barbara, stanno ritornando alla moda, molti però
non conoscendo bene la montagna si avvicinano in un modo non proprio appropriato, per cui noi sempre in un modo molto anche nel rispetto della natura facciamo degli insegnamenti per quello che è il rispetto della flora, della fauna, però cerchiamo di far sì che la gente impari a gestire certe situazioni, soprattutto a prevenirle prima di doverle gestire quando è troppo tardi, per cui impariamo come si affronta una uscita, come si fa uno zaino, cosa è meglio portarsi dietro e poi chiaramente a imparare a avere un minimo di nozioni di orientamento con o senza cartina topografica e a prendere delle piccole precauzioni e dopodiché anche nel caso di dover gestire delle emergenze non desiderate anche a sapersela cavare, perché spesso anche dalle nostre parti, nonostante che sono posti molto civilizzati, è facile rimanere una notte bloccati. Immaginiamo una persona che si rompe una gamba, non ha una radio o un cellulare, quindi è costretto a fermarsi in mezzo al bosco. Quindi gli insegniamo almeno a fare un riparo, che è la cosa più importante. Se poi anche è capace ha qualcosa per accendere un fuoco, ben venga. Eh sì, verissimo. Tra l'altro il cellulare, anche se lo si ha, potrebbe non avere campo in queste zone soprattutto. Un consiglio a chi ama fare escursioni, passeggiate, non è magari un professionista, che cosa non bisogna mai sottovalutare e dimenticare, come per esempio dare un'occhiata sempre magari alle previsioni del tempo. Sicuramente, come hai detto tu, dare sempre controllare il bollettino meteorologico, ci sono vari siti, tra cui quello della regione Meteo FVG, avere una cartina e fare un minimo di studio dell'itinerario. Ormai ci sono tantissimi siti, cito il più importante, Sentieri Natura, dove riusciamo comunque a avere un buon resoconto dell'itinerario che noi vogliamo andare a fare, quindi almeno andare a curiosare su internet o comunque su dei siti o chiedere, vedere, prendersi una guida e sicuramente avere una carta topografica. Un'altra cosa che consiglio sempre di portare a tutti, un fischietto per richiamare l'attenzione, soprattutto se ho poca voce, sono una persona anziana e mi sono perso, e poi una bussola e sempre qualcosa da mangiare e un coltellino e qualcosa chiaramente da bere. Dopodiché nello zaino una cosa che non deve mai mancare una giacca pesante, anche se siamo d'estate, perché possiamo essere in alta quota, potrebbe cambiare il tempo all'improvviso, quindi è sempre meglio avere qualcosa in più di equipaggiamento. Come si usa dire, in montagna chi porta magna. È vero, giustissimo. Maurizio, invece, per quanto riguarda tutti questi tuoi prossimi appuntamenti, vuoi ricordare che cosa avete in programma e anche che cosa bisogna fare per partecipare e per iniziare, insomma, ad avere anche a ritrovare questo rapporto stretto con la natura? Sì, noi d'inverno, proprio per evitare che siano delle attività magari troppo difficili e che poca gente si avvicina, proponiamo delle giornate che chiamiamo Survival Day, di solito di domenica, i cui volantini possono essere visti, visionati sul sito dell'ufficio turistico di Malborghetto, su Tutto Turismo FVG, oppure su altri siti comunali o sul sito di Auxilia o sulla mia pagina Facebook Outdoor Division School. Dopodiché basta che ci contattino per le indicazioni di dettaglio, e ogni domenica, ogni Survival Day è a tema, quindi potrebbe essere saper fare un riparo oppure tecniche di accensione del fuoco, tecniche di orientamento. Quindi mi raccomando, restate aggiornati e così la prossima volta, insomma, sarete veramente pronti a tutto, avrete anche l'occasione di imparare qualcosa in più. Io, Maurizio, ti ringrazio, noi naturalmente ci risentiremo alla prossima lezione. Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie Barbara.